Telespettatori di Sesta Rete, ancora una volta l'appuntamento della domenica sera con Penalty. Buonasera a tutti e ben ritrovati con questo appuntamento che vi accompagna ogni domenica sera a partire dalle 19:30 sino alle 21 con i risultati, le classifiche e i commenti sul calcio dilettantistico siciliano. Puntata ricca con tanti ospiti, ma per intanto subito il saluto d'obbligo alla nostra prima penaltina, la nostra splendida Federica Di Benedetto. Ciao Federica, ben trovata. Buonasera e ben ritrovati. Complimenti per il tuo look. Grazie. Impostazione subito per il commento riguardante il campionato interregionale e quello di eccellenza, Carmelo Puglisi, che salutiamo. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ci sono novità per quanto riguarda il campionato di eccellenza? Possiamo anticipare insomma la notizia che in settimana è arrivata e che ha sconvolto un po' tutto il calcio dilettantistico? Ma diciamo che c'è ben poco da anticipare, ormai è di dominio pubblico da 2 giorni, per gli appassionati di calcio non si parla d'altro, questa richiesta della commissione tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti che di fatto ha annullato tutti i tesseramenti del Football Club Cireale e adesso la Procura Federale e poi la commissione disciplinare del Comitato di Palermo dovrà esprimersi. Insomma, su le richiesta. prossime settimane saranno di fuoco, no? Per capire bene quale sarà poi il responso definitivo anche da parte del Comitato siciliano. Sì, sicuramente, perché rischia di cambiare veramente tutta la classifica. Bene, per quanto riguarda la postazione ospiti, diamo subito il benvenuto a Salvo Castorina, direttore sportivo dell'ACI Sant'Antonio, Aciriale troppo grande in questo senso, ma non per le tue già note capacità, ma perché probabilmente forse in questo momento non è una piazza positiva, no? Però dico, c'è sempre la speranza di fare qualcosa di meglio. Per adesso c'è questo ACI Sant'Antonio che comunque ha un bel progetto, sta andando credo anche discretamente bene, no? Sì. Forse il primo posto è un po' andato, però per la zona playoff sicuramente non ci dovrebbero essere problemi. No, noi speriamo di arrivare secondi per piazzarsi come nella griglia dei playoff nella migliore posizione. Nella migliore posizione. Quindi speriamo bene. Benissimo, insieme a Salvo Castorina abbiamo un dirigente del Siracusa Calcio, parliamo di eccellenza, parliamo con Salvo Calì. Ciao Salvo, ben trovato. Buonasera, grazie. L'anno scorso a Paternò ed eri a Quest'anno Penalty, quest'anno a Siracusa e sei di nuovo a Penalty. Come stai? Tutto a posto? Bene, bene, grazie. Anche voi, insomma, questa situazione del ricorso probabilmente vi aiuterà, ma nello stesso tempo però avete una bella squadra, sottolineiamola questa cosa. Oggi abbiamo raggiunto il 10° risultato utile consecutivo. Voglio dire, non si inventano i risultati. Assolutamente no, a differenza di come si vuol far credere, che con la scusa del ricorso il Certo. Siracusa ha avvantaggiato, però io vorrei ricordare 10 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e 2 pareggi. Il Postrano sta facendo sicuramente un grandissimo lavoro. Sì. Bene, allora andiamo subito a parlare adesso del campionato interregionale, lo facciamo insieme a Federica con i risultati, la classifica e poi il breve commento tecnico, come al solito affidato a Carmelo Puglisi. Savoia Agropoli 1-0. Licata Battipagliese 0-1. Agregas Cavese 2-3. Nuova Gioiese Comprensorio Montalto 0-0. Pomigliano Interreggio 1-0. Due Torri Noto 2-2. Torrecuso Orlandina 5-2. Rende Vibonese 0-2. In classifica sottolineiamo questa sconfitta interna dell'Acragas ad opera della Cavese, ma soprattutto un'altra ennesima vittoria del Savoia che allunga per quanto riguarda questa classifica del campionato interregionale. Savoia 56 punti. Agregas 47. Battipagliese e Cavese 38 punti. Nuova Gioiese e Torrecuso 37. Agropoli 36. Noto 33. Comprensorio Montalto 30 punti. Orlandina, Interreggio e Pomigliano 28 punti. Due Torri, Vibonese e Città di Messina 22. Rende 15 punti. Chiude la classifica Licata a 7 punti. Sottolineiamo in questa classifica anche che la Cavese, l'Interreggio e il Ragusa, anzi in questo caso soltanto Cavese e Interreggio hanno un punto di penalizzazione, il Ragusa come sapete tutti dopo la quarta rinuncia è stata esclusa dal campionato, mentre il Licata ha 3 punti di penalizzazione. E adesso il quadro completo per quanto riguarda il tabellino dei prossimi incontri, quelli che riguardano la prossima giornata, la sesta giornata, domenica 16 febbraio 2014. Si giocherà a Comprensorio Montalto Acragas, Agropoli Pomigliano, Noto Città di Messina, Vibonese Due Torri, Battipagliese Nuova
Gioiese, Orlandina Rende, Cavese Savoia, Interreggio Torrecuso ed infine riposa il Licata. Allora Carmelo, non ce l'aspettavamo questa battuta d'arresto della squadra di Rigoli in casa, anche se onore e merito naturalmente agli avversari. Onore e merito agli avversari, ma quel che preoccupa di questa sconfitta per gli uomini di Rigoli è soprattutto come è maturata l'Acregas, che un po' il fatto che l'incantesimo Ettore si è un po' rotto, oggi qualche disattenzione difensiva di troppo e poi questo gol alla fine che ha punito la formazione dell'Acregas complessivamente. Tra l'altro all'Esseneto c'è stata anche contestazione alla fine. La cosa che dispiace è che si è rotto un po' quell'entusiasmo, quella grande passione, quella magia che si era creata nelle ultime settimane. Insomma, quel pareggio interno nello scontro diretto sicuramente con Savoia ha risentito rotto un po' gli il equilibri. fatto di non aver approfittato dello scontro diretto e delle modalità in cui si arrivava allo scontro diretto con la formazione dell'Acregas, che sicuramente aveva qualcosa in più del Savoia fino a 15 giorni fa, ma diciamo che complessivamente questa quinta giornata di ritorno è stata negativa un po' per tutte le squadre siciliane. Il Licata non riesce a fermare la Battipagliese, l'Orlandina prende 5 gol sul campo del Torrecuso e nello scontro diretto Due Torri e Noto si dividono un punto ciascuno, punto che non serve a nessuna delle due. Complessivamente forse è meglio il Noto, anche se è stato premiato il cuore del Due Torri che ha raggiunto il risultato in pieno recupero. Voglio sentire un po' il parere anche dei nostri ospiti, se magari cortesemente possiamo rimettere la schermata della classifica. Vediamo appunto questo Savoia che sta allungando, l'Acregas che sta un po' arrancando, nella zona bassa insomma sono soprattutto le squadre siciliane che soffrono, su tutti indubbiamente in questo momento il Città di Messina che insomma sembra un po' impantanato insieme anche al Due Torri. Salvo Castorina. Il girone fino ad un certo punto è stato parecchio equilibrato. Come diceva Carmelo, l'Acregas nello scontro diretto aveva la possibilità di effettuare il sorpasso e purtroppo al di là del discorso che si sia rotto qualcosa, il Savoia ha qualcosina in più come uomini. Ma rimane comunque sempre un grande campionato. Ma assolutamente, voglio dire, sottolineiamola questa cosa. Non si discute, oltretutto l'Acregas è un neopromosso. Certo. Cioè, se consideriamo certo. Questo è importante. Chiaro. Invece per quanto riguarda il Città di Messina, col Messina di Lomonaco in serie C, Lega Pro, è normale che sono cambiati tutti i programmi, perché Certo. l'anno scorso il Città di Messina ha fatto un campionato d'avanguardia, ha fatto sfiorando i playoff, Sì. e quindi è normale che si ridimensionasse. Indubbiamente due squadre a Messina sono troppe. È arrivata, questo punto di è vista. arrivata. Salvo, però sottolineiamo anche la disperata ricerca del Licata per tirarsi fuori. Intanto il fatto che abbiano salvato la categoria con la non esclusione dal campionato, probabilmente è già un campionato vinto. In parte sicuramente. Ultimamente fare calcio è diventato difficilissimo, poi in Serie D, io posso dire, lo scorso anno a Paternò con la Serie D, quest'anno con l'eccellenza c'è un abisso, Sì. sia a livello di costi, Certo. di gestione e tutto. Chiaramente il Licata non era partito benissimo, già lo scorso anno dimostrava di avere qualche piccolo problema finanziario e poi quest'anno anzi sono riusciti a tirare avanti, però chiaramente le risorse sono sempre e anche limitate. sì, anche le qualità sono quelle che sono e quindi A questo punto diventa quasi certa una assolutamente. probabile retrocessione. 7-22, Città di Messina che è in pieno playout e ha 22 punti, quindi Le probabilità sono limitate, Assolutamente. però grazie al cielo quantomeno salvano il nome il storico titolo, della questo società. sicuramente sì, possono ripartire il prossimo anno. Possono ripartire. Sperando che poi non ci saranno altre... Appunto, sperando che l'anno prossimo ci sia qualcuno, qualche imprenditore Sì, locale perché che poi abbia voglia di fare calcio. all'inizio è successo di tutto a Licata, no? Allenatori che arrivavano, presidenti che si spacciavano per presidenti senza Io- avere neanche in mano la documentazione per farlo. C'è il mio amico che ora fa il direttore, Peppe Cammarata, col quale ci sentiamo, e mi ha detto che c'era veramente Una gran confusione, da si impazzire, paga questa da cosa. impazzire. Il calcio è programmazione, In poi, interregionale soprattutto poi si non paga. è una scienza esatta, però la programmazione è fondamentale, vero, se è manca vero, quello è finita. E questa cosa ci dispiace notevolmente perché insomma il Licata ha legato il proprio nome storico ad alcuni momenti importantissimi del calcio siciliano. Adesso non dico che dobbiamo sempre come al solito ricordare la Serie B storica, però quantomeno campionati di grande attenzione, soprattutto quando era nella famosa Serie C, no? Carmelo, ti ricorda qualcosa? Un Licata in Serie C che comunque con Zeman faceva un gran calcio.
sicuramente 2 anni di Serie B, un po' come è stato per Acireale, sono stati un traguardo che comunque rimarrà nella storia. Per questo, insomma, c'è sempre un certo affetto quando si parla di piazze del genere. Bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo subito la prima pausa e la parola la passiamo indubbiamente alla bellezza di penalty, oltre naturalmente a lei c'è anche l'altra penaltina, ci mancherebbe, perché sennò altrimenti si arrabbiano. Prego. Un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty.